Scatman's World. Bella ragazzi, ciao a tutti dal comandante veneziano Fioi. Allora siamo su Motorsport Manager e abbiamo già una votazione da fare, tra poco anche il Gran Premio delle Ardenne. Praticamente vogliono aumentare il serbatoio da 40 a 80 kg. Che possono durare fino all'80% della distanza della gara. Ciò significa che le scuderie faranno un pit stop in confronto a un campionato che non prevede il rifornimento. Il costo è di 20.000 a gara. Questo ok. Questo avvantaggia delle squadre e limita la ZTR Lactan Racing. No, io mi astengo anche da questo, sinceramente. Non mi interessa, vediamo. A favore. Eastwood a favore chiaramente. Silva contraria. Larker contraria. La Fearbird favore. La ZRT contraria, immagino. Loctan contraria. La Dragon favorevole sicuro. Predator approvata. Allora era meglio votare, porca troia. Vabbè. Stagione 2017, regola nuova. Ok. Mostra regole prossimo anno, ok. Va bene, quindi approvata la regola. Ragazzi, quarti e sesti siamo finiti, adesso vediamo un po'. Vediamo un po' il tutto, Fioi. Secondo me il bilanciamento dell'assetto non abbiamo sbagliato, però adesso cerchiamo di capire un po' se veramente è così, perché... Allora. Qua abbiamo interpretazioni 5%, con le super morbide, ok. Gomme super morbide 5%. Ok. Perfetto, quindi sono due cose uguali, buono. Setup. Allora, cambia assetto. Insomma, poteva andare meglio. È scarso nella manovrabilità. Allora. Possiamo fare così. No, aspetta un attimo. Vai. Proviamo a mettere così. Basta, io direi di tenere così. Teniamo così, le gomme... Allora qua abbiamo un consumo gomme bassissimo ma grosso il carburante. Allora io direi di partire con le super soft, vediamo la differenza. Aumenta la prestazione. Proviamo con le super soft che c'è anche il bonus, chiaramente. Carburante chiaramente al massimo. Buono. Andiamo col puttanone. Allora. Perfetto. Lui è soddisfattissimo. Mi direi di mantenerlo così. Bene, siamo forti, fiori. Siamo forti, siamo... Ok. Carburante a cannone. Strategia pilota. Partiamo al massimo e media e al massimo media. Poi ci abbassiamo chiaramente, ma in partenza vamos subito andare a cannone. Dai, fioi. Dobbiamo far bene, qua voglio un altro podio, cazzo. Lo pretendo. Noi siamo sesti con la Van Hanen. Perché chiaramente va con la classifica inversa. E 15esimi con Sergei Antonov. Vai, Kume! E si parte! Gran Premio del Belgio. T'abbasso un attimo. Vediamo la partenza, la Van Hanen è quinta. Stiamo sulla Van Hanen per il momento che è quarta. Vai piccolina, bravissima la Van Hanen! Prima la Van Hanen! Prima la nostra piccola Van Hanen, altro 15esimo. Abbiamo migliorato il motore ma non abbiamo ancora montato perché era troppo, a livello prestazionale era veramente messo male. Mamma mia la Giampaolina Van Hanen. Brava Giampaolina Van Hanen.
Antonov 14esimo, ma stiamo sulla Vananen. Ok. Mitica Vananen, 21 giri alla fine. Antonov 13esimo. Anche ad Antonov abbassiamo al massimo. Ok, carburante teniamo medio per il momento. Attenzione, però c'è Dembélé che sta arrivando come un porco. Antonov 13esimo in risalita. Il piccolo Antonov è in salita. Brava Vananen, brava Vananen. Questo è quello che deve fare. Amore mio, dai amore mio. Però adesso Dembélé ci supera bene. Il Dembe ci supera bene. Ci superano in due addirittura. Proviamo a riportare un attacco. Vai. Il consumo delle gomme è eccessivo. Non è vero, dai, stai buona. Vananen già seconda. Ritorna terza. È lotta vera, brava Vananen. Il prossimo GP cambio la livrea se andiamo bene. Se arriviamo a podio cambio la livrea. Vediamo, voglio cambiare spesso livrea. Non so se ispirarmi alla Brown GP. Come macchina che era quella livrea mi piaceva troppo. Se no la Renault anche, o la Minardi di Mazzacane gialla. Staremo a vedere, fioi. Brava Vananen, brava Vananen. Il carburante lo voglio mantenere. Io vorrei fare due soste, una sosta la vedo dura, massimo due però. Antonov è in difficoltà. Antonov è in difficoltà, stiamo sulla Vananen per il momento. Brava Vananen seconda, brava amore mio. Un buon ritmo della Vananen che deve stare così. La Vananen va bene così, Antonov sto tentando di attaccare un po' di più con Antonov, ma non niente. Carburante lo lascio su medio. Vediamo le previsioni del meteo, danno nuvoloso. Antonov 15esimo, non proprio nel corpo a corpo, Antonov è una merda. Quando parte dietro c'è niente da fare. Allora a questo punto facciamo risparmiare le gomme ad Antonov. Cambiamo strategia, risparmio e medio. Voglio cambiare tutto con Antonov. Adesso perderà molto, ma mi va bene così. Antonov deve starmi in pista tanto adesso. Antonov 16esimo, non c'è problema. Neutrale per la Vananen che ha consumato di più. La Vananen è in testa però, allora può dare tutto la Vananen. Può dare tutto adesso. E anche il motore. Dai. Antonov secondo. Antonov deve stare in pista di più. Questa è la tattica con Antonov. Siamo primi e secondi, fioi. Vai Vananen. Vai piccola mia, il ritmo c'è. Lo so amore, lo so. Lo so amore mio. Le gomme sono al 26%, 38 quelle di Antonov. Noi continuiamo. Bravissima Vananen, bravissima Vananen. Quanto me la godo la piccola Vananen. Le gomme sono andate però 19%. Pit stop, allora. 16 giri rimanenti. Queste me ne può fare 14, cazzo. Devo tenere le gomme basse all'inizio, devo rischiarla. Opzione carburante. Comunque non posso finirla. No. Allora facciamo così. 9 giri. Ok. Allora a questo punto andiamo ancora con le soft. Tanto comunque devo fare un altro pit. Faccio il pit, metti al 17. Sì, dai, ci sono. Componenti li teniamo, strategia bilanciata e ok. Invece il nostro Antonov deve resistere ancora dentro. Strategia diversa per il piccolo Antonov. Ok.
Sosta, veloci, veloci, per piacere, veloci. Yes, yes, bravi, bravi, bravi. Gomme al massimo, carburante medio intanto. Terza la Vananen con il pit, Antonov in testa. Ma deve ancora andare ai box Antonov. E Antonov devi tenere botta Antonov, non me ne frega un cazzo. Strategia molto diversa per... No, beh, però il carburante, dai, possiamo tenerlo medio. Ok. Antonov rimane in pista veramente a lungo. Vananen terza. Tranquilla. Brava Vananen. Le soft vanno molto... Le super soft vanno molto bene qua, eh. Lascia passare, lascia passare. Bellissima, bellissima. Stupendo. Stupendo, stupendo. Non Antonov, stiamo rischiando tutto con Antonov, strategia pazza. Strategia pazza con Vananen in seconda. Il primo in fuga però, 12 giri alla fine. 12 giri alla fine e possiamo andare ai pit. E Cole lui, giri stimati 9 e 11, però in realtà mi può tenere anche prestazioni 3 stelle, quasi 4 stelle. A sto punto sai cosa faccio? Annullo, lo lascio in pista a un altro. Quanto sto rischiando con Antonov, ragazzi. Mamma mia, i rischi con Antonov, fioi. Solo il culo può fare ste cose. Devo capire se col carburante ce la facciamo, se no ho sbagliato tutto. Va bene, dai. Voglio provare, fioi. Vananen in testa comunque. Vananen in testa, solo voglio capire Antonov. Aia, devo andare. Sì, devo andare. Adesso sono obbligato, fioi. Rischiamo ancora le soft. Però con queste vado sicuro. Vediamo il carburante, se posso arrivare in fondo. No, 12 giri, non ce la faccio, no. Cazzo. Allora, la metto per 5 giri. Allora faccio uno stint veloce. Faccio uno stint rapido. 6 giri. Vai. Proviamo veloce, rischiamola. E vai. Forse Antonov si ritira però, Vabbè. Speriamo bene. La Vananen è prima intanto. La Vananen è prima. Antonov sta morendo. Ma niente. Purtroppo è andata male. Ho esagerato. Adesso dobbiamo dare tutto, fioi. Ok. La Vananen sta girando veramente bene invece. È proprio tranquillamente da sola. Ha un bellissimo vantaggio. Con Antonov ho sbagliato. Ha dato troppo e non mi sono accorto del carburante. Vabbè. Povero Antonov, è veramente ultimissimo. Antonov è ultimissimo. La Vananen invece in testa, ragazzi. Comincia a piovere, non era previsto. Pioggia, pazzesco. Pioggia, questa non ci voleva, nel senso che speriamo non devono cambiare le cose. Chiaramente non andiamo ai box. Adesso la nostra Vananen la mettiamo neutrale con le gomme, deve resistere un po'. Carburante per 3 giri e 13. Nono posto per Antonov, intanto non so come. Sono andati tutti ai box, sono andati. Adesso devono stare calmi perché manca poco. 8 giri alla fine, la Vananen ha un vantaggio veramente importante. Antonov è nono.
Ma cosa vuoi che montiamo le intermedie? Secondo me non servono. È andato, pit stop, pit stop. Mancano 8 laps. 8 laps. Possiamo mettere le soft, ce la facciamo. Carburante. Mamma mia, pelo proprio. Ok. Se piove di più è finita, chiaramente. Se piove di più è finita. Vananen ai box. Antonov. Ottavo. Vai Vananen. Veloci ragazzi. Yes. Ok. Siamo usciti al terzo posto. Siamo al terzo posto, Antonov. 1,79 di carburante. Adesso tra un po' andiamo alto. Anzi, mettiamo al massimo. Deve arrivare... Vai, facciamola. Deve superare tutti, Fioi. E adesso Antonov deve rientrare, però. Merda, merda. Problemi al cambio per la Vananen. No, Fioi, te prego. Dai, fammi a prendere il primo. Attenzione, pit stop per Antonov. Pit per Antonov. Carburante, mancano 6 giri. Mettiamo 7 per sicurezza. Sempre veloce, rischiamo. Vai. Banana in seconda, purtroppo. Devo abbassare il carburante, se no rischiamo veramente. C'è ancora carburante in eccesso, però mettiamolo all'ora arancione. La Vananen non riesce a prendermi il primo. Dai, prendimelo. Le condizioni mi danno il... Dai. Bravissima Vananen. Grandissima Vananen. Vai Vananen. Vai Vananen. Antonov 13esimo. Non esiste che montiamo le intermedie. Vai. Il carburante c'è. Stiamo chiaramente sulla Vananen che ci può regalare. Purtroppo sono... non essendoci le qualifiche... Mondiale livellato e Antonov fa fatica se parte dietro, purtroppo. Brava Vananen. La pioggia continua ma noi non cambiamo. Antonov 13esimo. Nessun ritiro per il momento, speriamo bene. 12esimo Antonov. 3 giri alla fine e la Vananen in testa. Dai finlandesina mia. Dai finlandesina mia. Dai che stiamo andando alla grande. Antonov 13esimo, niente da fare. No, cazzo, vedere che è perché mi sono dimenticato questo. No, sono un pippone, se è per quello, non che credo. Un piccolo errore per il... Come attenzione, però stiamo rischiando. Rimaniamo al massimo. No, cazzo, ha problemi la Vananen, adesso sta tornando bene. Ha riguadagnato la Vananen. No, ritiro! Ignora. Ritiro per il Dembe, ritiro per il Dembe. Devo stare attento con la Vananen che ha problemi. Stai buono. Antonov 11esimo, final lap. Fiori, sono terrorizzato. Final lap. Ha finito il carburante già. L'ha finito, allora possiamo stare calmi. Il carburante lo teniamo neutrale le gomme che sennò rischiamo. Tanti hanno finito il carburante, attenzione. Spingi Antonov, spingi. Ma Antonov ormai non ha più gomme, Fiori. Dai Vananen! Dai Vananen! Yes! Winner! Antonov d'oro, signori! Antonov in recupero. Antonov con la di macchina distrutta in recupero. Dai che tanti hanno problemi. Non ce la posso fare. Bravo comunque Antonov. Forse una mia disattenzione mi ha tolto via qualcosa.
Yes, e ci regaliamo la livrea nuova. Yes, grandissima vittoria per il mago Kume, fioi. Seconda vittoria in carriera per il Kumendone. Brava Vananen, che risponde alle critiche. Yes! Mamma mia che Kuma. Mamma mia che Kuma. Controlli auto, beh, guarda, non possono per i coglioni, non esiste. Ok. Per la costruttori, voglio puntare tanto la costruttori quest'anno, il prossimo anno vinciamo la piloti. Ottavo Sergei Antonov, mamma mia. Perché non hanno squalificato qualcuno? No, cioè delle macchine sono tutte retrocesse. 4 posti per i componenti. No, vabbè, ciao, questo gioco penso che arriveremo al 1000° video, io ve lo dico, Non ci voglio credere, ciao. Yes, sono il Kumendone. Oh, Tarnvir già è forte, però forse lo compro per la prossima stagione. O Marchetta per avere comunque un pilota forte. Anche se i nostri piloti non sono male, siamo quinti nella costruttori, bene. Per costruttori possiamo lottare anche al primo posto, Sto Tanvir già sui coglioni, però. No, scusa, addirittura quarti siamo la costruttori. Scusate, era quella piloti, prima sono troppo gasato, non ci sto capendo più un cazzo, fioi. Ok. Buono. Buono, ragazzi. Ragazzi, dopo 2 ore, 3 mesi, 15 giorni, eccola qua, fiore la livrea della Brown GP, o quantomeno un'ispirazione, perché comunque già, per esempio, nell'alettone posteriore è già... insomma è bianco, però per renderla diciamo bella, anche diciamo non spoglia o troppo effetto pettone, questo diciamo è il risultato migliore, ragazzi. C'è stato veramente tanto e questo risultato mi piace molto perché amo proprio il bianco e il giallo così, e il nero da quel tocco di un po' aggressivo, quindi mi gasa, insomma. Eccola qua, questa chiaramente sarà ogni anno, voglio cambiare. Per quest'anno così, la seconda forse la... vediamo, dai, sicuramente comunque macchine un po' pazze, ecco la Renault, quella con lo sponsor ING, bellissima, arancione e gialla, o ripeto, se no la Minardi gialla di Mazzacane, telefonica, anche la Jaguar verde, anche la McLaren, perché comunque avevamo la McLaren, c'è la McLaren però stile, o McLaren Honda di Senna, bianco e rosso, Marlboro. Raga, questo gioco è una roba incredibile. Intanto andiamo con livrea Inspiration Brown GP. Raga, sotto il comandone veneziano. Cheers!